Qua abbiamo le uova con lo zucchero, la sugna che è stata fatta comunque in casa e viene amalgamata qua insieme all'impasto. La sugna è il grasso del maiale. Aggiungiamo il limoncello, 6 cucchiai. Andiamo a mescolare il tutto, aggiungiamo il lievito, andiamo a girarlo un po' diciamo più forte per evitare che il lievito faccia dei piccoli grumetti. E oggi siamo a Tortorici perché in occasione della festa di San Sebastiano qui si prepara qualcosa di veramente buono. Siamo in compagnia della signora Maria che tra poco si sta mettendo al lavoro per preparare cosa? La pignolata. Di solito si fa a carnevale, ma questa volta la facciamo per la festa di San Sebastiano per ringraziare San Sebastiano. E oggi è in buona compagnia perché la stanno aiutando la signora? Giusy? Barbara. Allora, ci vogliono 6 uova, una bustina di lievito per dolci, un po' di cannella, 100 grammi di sugna, limone grattugiato, limoncello, quello che si vuole, o martini, 200 grammi di zucchero, montare tutto e poi fare un impasto, si fa una palla e si stira pure e si frigge. Qua abbiamo le uova con lo zucchero. La sugna che è stata fatta comunque in casa viene sciolta sul fornello e viene amalgamata qua insieme all'impasto. La sugna è il grasso del maiale. Quando facciamo il maiale la facciamo manuale noi, quindi è una cosa artigianalissima fatta. E la usiamo per fare i dolci, si fanno queste e altre dolci si possono fare, quindi è fatta in casa. Aggiungiamo il limoncello, 6 cucchiai. Andiamo a mescolare il tutto, stiamo aggiungendo la sugna che si è un pochettino raffreddata e continuiamo a mescolare così da amalgamarla insieme a tutto l'impasto. Aggiungiamo il lievito, andiamo a girarlo un po' diciamo più forte per evitare che il lievito faccia dei piccoli grumetti. Adesso piano piano andiamo ad aggiungere la farina, a poco, in modo da creare diciamo un impasto giustamente né troppo molle né duro. Però la farina bisogna amalgamarla piano piano. Né troppo molle diciamo né troppo duro perché poi dobbiamo avere la possibilità di stirarla. In pratica si impasta con liquore pure, quello che si ha, limoncello, vermouth. Andrea, il figlio della signora, vuole offrire ai nudi che accompagnano San Sebastiano per tutta la processione, che San Sebastiano è il patrono di Tortorici, vuole offrire in omaggio un dolcetto per la fatica e la fede che si ha nel fare questa processione. Allora adesso procediamo a stirarla. In siciliano. Che poi viene trasferito in padella con l'olio caldo, abbastanza caldo, viene fritta e poi può essere consumata o calda, subito al momento senza niente, oppure può essere ripassata in una pentola, una padella con del miele. Signora Maria, ci siamo, stiamo preparando la nostra pignolata. Sì, stiamo preparando la pignolata per la festa di San Sebastiano. Abbiamo visto la preparazione dell'impasto, tanta fatica. Un pochino, ma si fa col cuore. Gliela vedevo fare a mia mamma, Quanti anni aveva, se lo ricorda? 12-15 anni. Quindi utilizziamo un olio per frittura. Sì, un olio di seme utilizziamo per la frittura di girasole. Stiamo mettendo il miele in una pentola per riscaldarlo un pochino. Abbiamo completato col miele, cannella e scorzette di arancia. Abbiamo visto che l'impasto ha un bel colore, questo è dovuto anche alle uova che abbiamo utilizzato. Sì, sono uova, le galline sono a terra. Anche il miele, miele locale. Sì, lo fa mio figlio. Questo è un dolce, dicevamo, tipicamente del carnevale. Una pignolata diversa da quella che conosciamo a Messina, ma questa volta l'avete preparata anche per un'occasione speciale. Sì, l'abbiamo preparata in onore della festa del Santo Patrono che è San Sebastiano. Ogni 20 gennaio c'è la processione molto sentita perché qui San Sebastiano è il patrono, è il protettore di Tortorici. Sì, è una processione molto sentita che va avanti da secoli ed ogni anno la devozione è sempre più forte.